Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 maggio. Partiamo da dare un'occhiata ai quotidiani nazionali, prime pagine dedicate a quello che viene definito la sferzata o l'attacco di Meloni, della premier Meloni all'Europa, la sede, l'assemblea di Confindustria e gli industriali che hanno sottolineato i ritardi del Paese e poi i negoziati, per così dire, a mano armata, perché si tratta, vanno avanti le trattative sia pure mentre si continua a combattere, e poi naturalmente l'analisi delle ultime consultazioni elettorali. Allora partiamo con la rassegna stampa nazionale, con il Corriere della Sera. Il titolo di prima pagina è Meloni sferzata all'Europa, si rischia il deserto industriale, dicono appunto all'assemblea di Confindustria, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli. Dure critiche di Orsini, che è il presidente all'Unione, critiche rilanciate dalla Premier. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Repubblica. Anche qui troviamo Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La Premier dice l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. E sempre il presidente di Confindustria Orsini dice a Bruxelles burocrazia lunare. Di spalla troviamo invece dall'Iran al Libano un giorno di guerra, missili americani sui cacciamine dei Pasdaran, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla, tutto questo mentre, pensate, si portano avanti le trattative. Vediamo anche la prima pagina della Stampa, anche qui Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, l'Assemblea di Confindustria chiede più investimenti per crescita, sanità e scuola, Presidente Orsini al governo, salari bassi e caro energia. La proposta concreta è di usare 20 miliardi dei bonus fiscali. E poi vediamo di spalla Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo e l'analisi di Natalie Tocci, che poi vedremo più nel dettaglio, e poi guerra con l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo USA. Intelligenza artificiale a cui, come sapete, il Papa Leone ha dedicato la sua enciclica. E poi qui l'intervista a Francesco De Gregori, che si racconta in un docufilm e fra l'altro racconta "Ho perso l'ispirazione", con grande sincerità. Ma veniamo dunque all'Assemblea degli Industriali, presente la Meloni che ha come dire, unito la sua voce a quella di delusione degli industriali. Meloni contro l'Unione Europea, regole miopi, soffoca l'economia, è ideologica. Questa è un po' appunto la vecchia Meloni, quella dell'opposizione. La Premier torna a chiedere la flessibilità sull'energia, risposta di Bruxelles attesa per il 3 giugno. Quali sono i punti in particolare? Una policrisi. Per Giorgia Meloni siamo in uno scenario dove gli shock esterni si traducono rapidamente in costi aggiuntivi per famiglie e imprese. L'Unione che cos'è? Un gigante burocratico per la Meloni, secondo cui troppo spesso ha sacrificato competitività e la crescita in nome di approcci ideologici e tecnocratici. Cosa chiede? La Premier ha rivendicato i provvedimenti adottati e dossier relativi a incentivi, piani individuali di risparmio e responsabilità di imprese. Questi i punti principali, mentre dall'altra dicevamo le rivendicazioni della platea degli industriali, crescita e salari bassi, la sfida di industria a governo ed Europa. Proposta concreta: liberare 20 miliardi per sanità, istruzione e sviluppo a fondo sull'energia. E ancora vediamo tradotto in una grafica molto chiara i ritardi del Paese. Competitività, sanità e istruzione sono i 3 punti deboli che ci penalizzano. Senza fondi alla scuola aumenta il divario. E qui vediamo semplicemente l'istruzione in Italia, terzultimo posto in Unione Europea, peggio solo l'Irlanda e la Romania. Pensate, questo è lo stato dell'istruzione. Ma se questo è l'attacco, si aspetta la replica dell'Unione Europea, l'Unione pronta a dire no alla deroga per l'energia, l'Italia mette mano al PNRR, la risposta ufficiale della Commissione arriverà il 3 giugno, lo stesso giorno, riunione a Palazzo Chigi per rimodulare i fondi europei. E da più parti si rispolvera l'idea del nucleare, che in Italia, sapete, è stato abbandonato col referendum molti anni fa.
è però vero che l'idea del nucleare qui e subito è un'illusione, ci spiega l'analisi di Luca Fraioli, perché per costruire una centrale ci vogliono almeno 10 anni, tempi lunghi anche per i piccoli reattori modulari, peraltro si possono comprare solo da Cina e Russia, dice l'esperto Monti. Ecco perché quando la Premier Meloni indica nel nucleare una svolta per abbassare i prezzi dell'energia rispetto agli attuali e per accrescere la competitività del paese, dovrebbe aggiungere tra 10 anni almeno. Anche più accalorati i sostenitori del ritorno alla fissione nucleare non fanno mistero che la riaccensione di un reattore in Italia per la produzione di elettricità avverrà non prima di 2 o 3 lustri. Tempi, abbiamo visto, tempi tecnici. Diamo un'occhiata adesso al mondo in bilico, così lo chiama la stampa, gli scenari internazionali, in particolare a quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Titolo sintetico: USA-Iran, negoziati a mano armato. Trump ordina raid su Hormuz, questo famoso golfo che è il collo di bottiglia da cui passa gran parte del greggio che approvvigiona il mondo. Sia al dialogo ma no a provocazioni, 30 giorni per sminare lo stretto. Cosa dice il segretario di Stato Marco Rubio? Per ottenere l'intesa con l'Iran saranno necessari ancora alcuni giorni. Trump non accetterà un cattivo accordo. Questo è quello che dice Marco Rubio, ma nell'analisi di Nato Litocci invece forse Trump potrebbe essere costretto ad accettarlo. Il dilemma è tra infatti un cattivo accordo o la guerra. Teheran usa il tempo come leva negoziale, nel frattempo Donald Trump è intrappolato in un vicolo cieco, può scegliere solo tra il male e poi il peggio, accordo o non accordo, guerra o pace in Medio Oriente. Il dilemma amletico del presidente Trump rimane irrisolto, non perché Trump sia imprevedibile, non lo è affatto come pensano tanti osservatori, e nemmeno perché sia incapace. Ha dato ampia prova della propria incompetenza e di quella dei suoi negoziatori. Trump non fa pace con se stesso perché si è cacciato in un buco nero in cui la scelta è tra il male e il peggio e non sa come uscirne tra i scenari peggiori. Nel frattempo ci informa il Corriere della Sera che l'Iran, dove c'era un blackout di internet da almeno 3 mesi, internet è ripartita, centinaia di messaggi, gli emoji che si scambiano gli increduli iraniani, bentornato Iran, via il blocco, ma non si sa per quanto. E veniamo a noi, all'Europa. Sapete che gli Stati Uniti, il suo governo Trump ha più volte annunciato che gli europei devono difendersi da soli, che loro sono stanchi di pagare per noi, che siamo dei parassiti. Dalle parole passano ai fatti, gli USA tagliano lo scudo per l'Europa. Non sono meno uomini come già era stato fatto, ma è stata dimezzata anche la task force da inviare in caso di attacco russo al continente, colpo alla deterrenza anti-Putin, cioè meno navi e meno caccia. Berlino, toccherà a Berlino proteggere in particolare i paesi baltici, che sono quei paesi cuscinetto confinanti proprio con la Russia. Ma torniamo in Italia all'analisi delle recenti consultazioni amministrative. Vediamo. Voto, la fuga dalla Lega al Nord, già finito l'effetto referendum, dal Piemonte al Veneto passando per la Toscana il Carroccio registra un netto calo. Ma si parla di fuga anche per il Movimento 5 Stelle, fuga dalle città, partito ai minimi, l'autocritica di Conte. Il leader dice infatti: ci impegneremo molto di più sul bisogno di sicurezza dei cittadini. E nel frattempo la leader del PD incontrerà Sanchez a Roma, sfida comune alle destre, obiettivo le urne del 2027. La segretaria Dem contro Meloni, attacca l'Unione Europea, ma ci va lei da 4 anni. Ci va lei naturalmente a parlare. E poi c'è un'altra indagine, uno dei tanti misteri irrisolti dell'Italia. Parliamo della strage del DC-9 dell'Italia, scomparso nel 1980 con a bordo 81 persone. Domani c'è l'udienza che potrebbe mettere la parola fine all'inchiesta e proprio alla vigilia i familiari lanciano un nuovo appello. Domani la richiesta di archiviazione dell'inchiesta, i familiari però chiedono: continuate a indagare, la
la verità non si archivia, e parliamo della strage di Ustica. E poi ecco, c'è un altro giallo, naturalmente qua parliamo di cronaca e non di misteri, grandi misteri, quello delle 2 donne avvelenate, mamma e figlia, alla vigilia di Natale, un mistero che i investigatori non riescono ancora a dipanare. Pensate che è stata convocata anche l'anziana zia ultra novantenne di queste donne, è stata sentita in questura perché lei aveva preparato una delle torte che è stata mangiata durante questi pranzi di Natale, durante i quali le 2 donne, mamma e figlia, le 2 vittime, sono rimaste avvelenate. E poi c'è il Papa, questo Papa americano che diciamo fronteggia proprio i suoi concittadini, sia Trump che adesso anche i tecnocrati della Silicon Valley, si schiera dalla parte della flottiglia, questi gruppi di volontari che cercano di portare aiuti ma finora sono stati sempre bloccati, e dice al popolo di Gaza serve aiuto. Il Papa interviene nuovamente contro il conflitto invocando una mediazione e il rispetto dei diritti umani. L'ultimo blitz di Israele contro la flottiglia che stava portando aiuti a Gaza, tra gli attivisti fermati c'erano anche molti italiani. E l'enciclica Restiamo Umani è dedicata in parte anche all'intelligenza artificiale per dare delle regole a questo strumento importantissimo e non diventare schiavi. La Stampa ci spiega qual è questa nuova sfida di questo secolo che ci rende in parte schiavi, dai rider ai data labeler, cioè a chi addestra intelligenza artificiale, perché queste macchine devono apprendere, devono metabolizzare tutta la conoscenza che poi sono in grado di elargirci, ai minatori che estraggono terre rare. Così l'economia dell'AI, l'intelligenza artificiale, ha creato un nuovo popolo di sfruttati. Pensate, 5 il valore in miliardi di dollari dell'economia di coloro che appunto addestrano l'intelligenza artificiale. E poi siamo in chiusura agli spettacoli, la confessione a cuore aperto di Francesco De Gregori, il grande cantautore italiano, senza rimmel, cioè senza trucco, si rivela, dice da anni non sento ribollire l'ispirazione, continuerà a cantare ma nessuna celebrazione per favore nel documentario che è a lui dedicato. E poi un articolo dedicato a Belen, bella ma anche fragile, l'anima fragile di Belen condannata alla perfezione, c'è stata una lite a casa sua, poi la donna alla guida della sua auto ha investito alcune auto, è stata dimessa 2 anni fa alla depressione durante l'Isola dei Famosi, e insomma il giornalista invita a rispettare anche queste fragilità delle persone pubbliche. Ne abbiamo già parlato, ma insomma ci riguarda da vicino, un maggio mai così caldo, afa da Londra a Parigi sarà sempre peggio, la colonnina di mercurio tocca i 35 gradi nelle grandi capitali del nord e domani bollino rosso in diverse città, tra cui Torino, Bologna, Firenze e Roma. Al sud si sta bene, non c'è così caldo, ma pensate ancora l'estate deve iniziare. Ci fermiamo qua, torniamo tra pochissimo per dare un'occhiata all'informazione regionale. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 maggio, dedicata all'informazione regionale. Partiamo dunque dal sito Sicilia Web che ci dà l'ultima ora e ci parla purtroppo di una nuova intimidazione all'azienda Sicily by Car, macchine in fiamme nella notte, c'è stato un incendio nel piazzale della ditta del Palermitano e l'ipotesi è proprio quella di una nuova intimidazione. La ditta Villa Grazia di Carini, l'incendio ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale. Se venisse confermata la pista dolosa sarebbe il secondo grave episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore Dragotto nel giro di pochi mesi. Lo scorso 21 marzo infatti ignoti avevano esploso numerosi colpi di Kalashnikov contro il deposito ed era stato solo l'inizio di una
di un'escalation di violenza a cui si sta cercando proprio in queste ore di dare una risposta. E poi anche qui un'ultima ora, documenti falsi per non perdere i rimborsi dell'ASP di Messina, scatta il sequestro con la Guardia di Finanza che ha scoperto questa truffa e ha sequestrato oltre 20.000 euro agli amministratori di un'associazione che si occupa di disabili. L'accusa è di truffa aggravata, in particolare la rendicontazione delle prestazioni di riabilitazione veniva fatta in modo da non sforare il numero massimo dei trattamenti sanitari erogabili, superato il quale tetto il centro non avrebbe più ricevuto i contributi pubblici dall'ASP. E poi veniamo al grave incidente mortale di ieri alla zona industriale di Catania. Si ribalta muletto, 31enne muore alla zona industriale. La vittima era un operaio di un'azienda logistica, padre di 2 figli, era anche un calciatore con trascorsi nel Catania. È morto nel primo pomeriggio di ieri, schiacciato da un muletto che si sarebbe ribaltato. Torniamo adesso a vedere i giornali. Allora, Palermo, movida violenta, il coprifuoco del prefetto proprio per cercare di mettere un freno a questa ondata di violenza che, come abbiamo visto nella notte, si è ripresentata. E poi centrodestra, dimissioni e veleni, adesso serve una svolta e l'analisi della tornata amministrativa. E poi vediamo ancora la prima pagina della Sicilia, centrodestra nella bufera, anche Forza Italia parla di voto anticipato, senza regia, parola agli elettori. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, centrodestra, ora scatta la verifica, in Sicilia resa dei conti dopo la frenata alle comunali, Forza Italia agli alleati, più esigenti con noi stessi. E qui si parla ancora della stretta sugli orari per i pub, gli orari di chiusura, mentre di spalle il rifacimento del Barbera, 60 milioni dalla regione. Palermo, dice il presidente della regione, merita una struttura moderna e gli europei del 2032. Gazzetta del Sud commenta l'elezione e la rielezione del sindaco Basile. La cavalcata trionfale di Basile avrà il sostegno di 20 consiglieri comunali e 6 presidenti di circoscrizione su 7 che sono di Sud, chiama Nord. Il Delfino di Cateno De Luca, che è uno di quelli che ha fatto una delle migliori affermazioni. Ma vediamo adesso la maggioranza alla resa dei conti. Forza Italia sdogana il voto anticipato, forse dovremmo ridare la parola agli elettori. Alla fine l'ipotesi attecchisce anche in Forza Italia, una conclusione, quella del deputato regionale Salvo Tomarchio, che sorprende ma fino a un certo punto. Insomma, queste elezioni hanno buttato giù anche l'ultimo paravento. La maggioranza che si è dato appuntamento a dopo le elezioni per un confronto sarà ancora più divisa, più nervosa di quella che già si era spaccata all'asse, quando già il capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio Assenza ammoniva: ritroviamo la dignità o andiamo tutti a casa. Insomma, analisi a cui fa eco, confermata e ribadita anche da Repubblica, la disfatta delle comunali fa esplodere il centrodestra, ora serve una svolta, dopo la sconfitta alle amministrative si dimette il segretario di Forza Italia a Messina, MPA e MCK all'attacco, il commissario Minardo convoca un vertice di maggioranza. E vediamo anche qui una estrema sintesi dello scenario che è uscito fuori dalle urne. Crescono Fratelli d'Italia e PD, tiene e in alcuni casi si consolida anche la Lega, mentre Forza Italia è in difficoltà, così come il Movimento 5 Stelle che incassa il trionfo di Maria Terranova a Termini Imerese, ma vede ridursi le percentuali di lista. Si perde in 1000 rivoli il centro, ma non ad Agrigento, come pure i cespugli della sinistra. Nel panorama frastagliato del voto siciliano per le amministrative sono queste le linee di tendenza che emergono con una certa chiarezza e di cui appunto i partiti dovranno fare tesoro. Il campo largo, vediamo su questo fronte, si afferma in Sicilia ma non intercetta i voti del referendum, insomma non c'è stata quell'ondata che si aspettava, il popolo del no, il dialogo costante con la società civile non si improvvisa all'ultimo minuto. Lì c'era da difendere la Costituzione, secondo il popolo del no, qui si vota per i sindaci, quindi
competizione di stampo totalmente diverso. Ad Agrigento Sodano sfiora il colpo, record del voto disgiunto. Lui è il candidato sindaco di controcorrente, il movimento di Ismaele Lavardera, che ha ottenuto il 16% di preferenze in più delle sue liste e va al ballottaggio con Alonge. Non è stato eletto appena per un pugno di voti. Soddisfatto naturalmente Ismaele, che dice: i miei like diventati politica vera, sì, voglio la regione, e conferma la sua intenzione di candidarsi, di dare una spallata a Schifani, come ha sempre detto. Lasciamo la politica, vediamo la cronaca. Siamo nelle pagine di Catania del quotidiano La Sicilia, bloccato con 2 chili di droga fra cocaina, marijuana e crack. La polizia trova a San Berillo anche la pericolosa ecstasy blu. E poi, ne abbiamo già parlato, schiacciato dal muletto mentre lavora, morto un 30enne. Qua si ritorna sul rogo alla Timpa, partito dall'incendio dei rifiuti. Lo vedremo meglio fra qualche istante. Veniamo adesso questa stretta sugli orari, questa sorta di coprifuoco a cui sta pensando il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Locali chiusi prima, la richiesta del prefetto di Palermo dopo la sparatoria. È una soluzione di cui si parla da anni, ma il Comune non è mai riuscito a trovare una soluzione, soprattutto per le resistenze dei gestori dei locali. Chiudere prima, magari intorno all'una, potrebbe essere un modo per allontanare dalla zona dei pub personaggi poco raccomandabili, che poi si rendono protagonisti di episodi come quello che si è verificato domenica notte, la sparatoria, che è solo l'ultima di una lunga serie. Ma l'ipotesi viene senza dubbio bocciata dagli esercenti, che dicono: con incassi ridotti costretti a licenziare. I commercianti insomma sono fermamente contrari, è una decisione che penalizzerebbe Palermo, dicono gli imprenditori, pensano anche alla figuraccia che si fa con i turisti, per non parlare dei danni economici. Incassi ridotti costringerebbero molti di noi a licenziare il personale, senza tra l'altro ottenere reali benefici nell'ordine pubblico. Secondo i gestori dei pub, infatti, il problema non si risolve anticipando l'orario di chiusura, servirebbero maggiori controlli e presidi fissi nelle aree della movida. La polizia sa bene dove andare e cosa controllare, non c'è bisogno di abbassare le saracinesche a mezzanotte. E naturalmente qui troviamo l'incidente sul lavoro di Catania, che fra l'altro è uno dei 3 che sono avvenuti ieri in Italia, praticamente con la stessa dinamica: operai schiacciati da un muletto. Qua ritroviamo la stessa notizia, la stretta sui locali notturni. Veniamo invece all'incendio alla Timpa. Si vanno chiarendo le dinamiche. Il rogo sarebbe partito dai rifiuti dati alle fiamme. Siamo a Catania, la procura aspetta la relazione dei vigili del fuoco sull'incendio per confermare la matrice doloso. Legambiente dice: fino a 2 anni fa pulivamo noi le sterpaglie, ora la soluzione è istituire in quella zona una riserva. E fra l'altro altri ambientalisti denunciano: nell'area sono stati eseguiti lavori urbanistici a dir poco discutibili. Veniamo poi ad altre notizie. Motta Sant'Anastasia, altre 2 case da demolire per la frana. La verifica di agibilità ha evidenziato che la zona rossa ha subito ulteriori evoluzioni. Parliamo della zona del centro abitato di Motta Sant'Anastasia, interessata, diciamo, in scala minore rispetto naturalmente ai Niscemi, ma anche in questo caso da una frana che mette a rischio alcune abitazioni. E poi abbiamo la lotta alla droga. Preso trafficante con 2 chili di droga, avrebbero fruttato sul mercato 200.000 euro. A Librino una stalla con un cavallo fantasma, nel senso che non era tracciato, non aveva appunto nessun microchip per risalire al proprietario. E poi
Andiamo a Siracusa, Teatro Greco sotto esame, il vero nemico è l'acqua, un dossier per salvarlo. Rilievi 3D, analisi delle pietre e studi sul clima hanno restituito una fotografia inedita, i dati guideranno il restauro. Il danno principale lo ha certamente fatto l'acqua, incredibile non avere mai pensato ad un modo per irreggimentarla, impedendo al suo flusso di finire sulle sacre pietre del teatro. Teatro che viene naturalmente ogni anno tra l'altro utilizzato non solo per le tragedie ma anche per spettacoli. E poi una notizia un po' di gossip che ci fa piacere perché Palermo si dimostra, nonostante tutti i suoi problemi, comunque una meta scelta dai VIP. E qui parliamo di Dua Lipa che si sposa a Bagheria, la prova del vestito con Versace, tra gli ospiti ci sarà anche Elton John. Pensate che la cantante era stata avvistata l'estate scorsa in compagnia del fidanzato e futuro marito proprio in uno dei pub della Movida, ha fatto un nuovo blitz nei giorni scorsi e ha fissato la data nel prossimo weekend a Villa Val Guarnere. Insomma, si accelerano i preparativi per il matrimonio a Palermo fra Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner, perché a sorpresa la data scelta, lo dico per gli eventuali fan, sarebbe il prossimo fine settimana e lei ha fatto appunto un blitz in città insieme all'amica Donatella Versace per fare la prova dell'abito. Siamo in chiusura con la pagina amara del calcio, Catania-Ascoli, stasera la sfida più strana dell'anno, 1-0-4 da recuperare in uno stadio sold out, la seconda semifinale degli spareggi però sembra segnata, il pubblico garantisce sostegno e chiede dignità, così come ha dato sostegno per ora anche il presidente Pelligra che ha riunito tutti i calciatori, i dirigenti, i tecnici dicendo credo ancora in voi ma reagite con orgoglio. E con queste parole di Pelligra ci fermiamo, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.